Bentrovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, per una nuova puntata di Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. È stata un'altra ennesima domenica penalizzante per il campionato di Serie D, si sono giocate soltanto 4 partite e ben 5 sono state rinviate a data da destinarsi. Insomma, si gioca a singhiozzo e speriamo che prestissimo la federazione possa prendere a questo punto delle decisioni ben chiare. A tal proposito, per iniziare la nostra puntata, sentiamo uno stralcio dell'intervista realizzata da Francesco Gugliotta e Salvatore Pintaudi in una nota trasmissione del Messinese intitolata A Bordo Campo. Sentiamo le dichiarazioni ufficiali a questo punto del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Sicilia, Sandro Morgana. Buonasera a tutti voi, sono ritornato ad appropriarmi delle cose e delle persone a cui voglio bene, quindi il mio cuore era in Sicilia, il calcio siciliano, le società, poi questo momento di particolare difficoltà, quindi ritorniamo animati da grande buona volontà, con tanti programmi, speriamo di superare l'ostacolo più importante. Quando nel 2007 diventai presidente, ti ricorderai, no? Eravamo nel pieno della grande crisi dell'economia, sì, che poi ha accompagnato tutto il mio percorso alla presidenza. Adesso affrontiamo quest'altra difficoltà, ce la faremo, lo superiamo. Quando si ricomincia? Quando noi non siamo in condizioni di poterlo dire, perché dipende dalla risoluzione delle vicende legate al DPCM, che come tu sai è fino al 5 marzo. Però c'è un segnale molto positivo che è determinato da questa posizione nuova, diversa del ministro Spadafora, che ha dichiarato l'altro ieri, ha confermato anche oggi, che il calcio dilettantistico deve tornare a giocare. Non ha fatto, ha detto anche in condizioni di sicurezza, dando dei contributi sui tamponi, quindi io sono, alla luce di questa cosa sono molto fiducioso. In ogni caso noi, pur riprendendo, anche se riprendiamo a fine di febbraio, abbiamo tutto il tempo, giocando qualche mercoledì, di finire tranquillamente la stagione. Un grande sforzo per fare riprendere tutta l'attività. Ha avuto presente che gli altri campionati, avendo dei format più ridotti, possono iniziare anche dopo. L'eccellenza però poi si sbaglia a guardare solo all'eccellenza, perché se noi dobbiamo guardare ai campionati che sono collegati con campionati nazionali che stanno giocando e quindi sono collegati da questo fattore promozione e retrocessioni, dobbiamo pensare anche alla Serie C1 di calcio 5 e al campionato di eccellenza femminile, che hanno questi collegamenti. Non c'è dubbio che il campionato di eccellenza maschile è un campionato molto importante, al di là del fatto che è collegato per promozione e retrocessione al campionato di Serie D. È importante perché, come tu ben sai, il campionato di eccellenza fa sforzi economici e impegno, complessivo di gestione che è simile al campionato di Serie D. Poi i campionati di Serie D hanno costi diversi per altre ragioni. Però io credo che se le società di Serie D stanno sostenendo questi protocolli un po' più rigidi, io credo che potrebbero sostenerli le può sostenere anche il campionato eccellenza. Ha avuto presente che il ministro dice che lui darà i contributi per riprendere l'attività, che il Comitato Regionale Sicilia ha accantonato delle somme per aiutare le società in questo percorso di ripresa, che io ho avuto oggi una offerta, in questi giorni ho incontrato delle ditte, ne ho avuto un'offerta con tanti tamponi che naturalmente sono garantiti e a prezzi veramente, veramente concorrenziali, quindi potremmo tranquillamente riprendere in sicurezza e quindi aiutare le società, facendo in modo che ciascuno per la propria parte, che abbiano un peso veramente, veramente poco
eccessivo nella spesa. Io credo che avere fermato il calcio dilettantistico sia stato un atto di miopia senza precedenti sotto tutti i punti di vista, e spiego le ragioni. Le ragioni sono legate al fatto che noi siamo fermi da ottobre, che giocavamo con un protocollo praticabile, nonostante qualche partita che dobbiamo recuperare per ragioni ovvie, perché per prudenza, come tu pensai, quando registravamo casi di positività fra gli atleti, positività che però venivano da fatti infettivi che erano al di fuori del campo di gioco, perché dentro il campo di gioco non ne abbiamo mai registrato. Io ancora oggi gestisco fino al 15 marzo il campionato di Serie C di calcio femminile, stiamo giocando facendo i tamponi e stiamo giocando in assoluta sicurezza. Allora mi viene da pensare una cosa, cioè se noi siamo fermi da ottobre e la curva dei contagi ha avuto l'impennata che tutti noi abbiamo registrato, non c'è dubbio che la curva è determinata da altri fattori, probabilmente da disattenzione, probabilmente da incuria nella gestione, nel rispetto delle regole che tutti diciamo di voler rispettare e qualcuno magari non rispetta, magari negli assembramenti, magari nel fatto che a Natale e Capodanno ci siamo lasciati andare ai bagordi senza pensare che poi questa cosa l'avremmo scontata, stiamo scontando. Io credo una cosa, che le responsabilità vanno ricercate in tutti i campi in cui noi vogliamo, ma certamente non nel calcio, perché il calcio non ha giocato, quindi non avendo giocato non ha responsabilità, e non ha responsabilità perché laddove ha giocato, nelle attività nazionali, non ci sono stati casi di contagio. Allora dico, perché anziché, come dire, intervenire facendo spendendo risorse finanziarie in maniera probabilmente inappropriata, anziché fare questo non avremmo prima messo in sicurezza il sistema facendo degli interventi appropriati, dando alle società le possibilità di giocare, di tornare in campo, e dando a questi ragazzi che oggi si trovano, come dire, senza interessi, perché a scuola fino ad oggi sono costretti a fare da remoto, il pomeriggio dopo aver studiato uscivano, andavano agli allenamenti, andavano nelle scuole calcio e non fanno neanche questo. Probabilmente se noi a tutti questi ragazzi dessimo una occasione per poter fare sport, proprio perché lo sport è salute, è benessere, è crescita umana, è crescita civile e insegna il rispetto delle regole, probabilmente noi non avremmo destabilizzato e messo in difficoltà un sistema meraviglioso come il sistema del calcio dilettantistico, e probabilmente avremmo registrato qualche caso di infezione in meno. Ripartenza. Poi affronteremo il nodo della riforma dei campionati assieme alla consulta delle società, affronteremo il nodo della istituzione appunto della consulta, di una commissione di studio per il calcio 5, di un tavolo permanente per lo sviluppo del calcio femminile, di una attività di formazione per i dirigenti di società, punterò sulla formazione, istituiremo un centro di medicina sportiva presso il comitato regionale, avremo delle politiche diverse nei rapporti con il settore giovanile, nei rapporti con l'AIA, ritorneremo a fare convegni, a parlare, cioè a fare capire attraverso l'attività convegnistica, che io ritengo di grande importanza, se avremo la possibilità di poterla fare in presenza, attraverso i convegni, di affrontare tematiche importanti della nostra attività, quindi dando segnali su come ci vogliamo muovere e dove vogliamo arrivare. Io credo che abbiamo dei programmi veramente ricchi, abbiamo fatto, questa questione del centro di medicina sportiva è apprezzata da tutti, perché sarebbe il secondo centro di medicina sportiva nell'isola, dove sarebbero veramente attività significative dal punto di vista scientifico, e in questo senso siamo veramente impegnati. Io credo che l'attività di un presidente
e una volta che si è ripreso non sta tanto nella gestione propria dei campionati, e questo mi consentirai, si fa in maniera normale, la fanno bene gli impiegati, basta dare le direttive, basta essere presenti, basta controllare tutto, basta avere sempre il polso della situazione. Bisogna fare qualcosa in più, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo per rinascere. Ecco, c'era una meravigliosa canzone di due cantautori italiani che io amo profondamente, Roberto Vecchione e Francesco Guccini, che dicevano: se non sai correre e neanche camminare, io ti insegnerò a volare. Ecco, impareremo tutti a volare. C'è tanto ottimismo nelle parole del presidente siciliano Sandro Morgana. Attendiamo a questo punto con ansia l'ennesimo incontro che dovrebbe essere risolutore, o quantomeno capire bene se ci sono le possibilità per far ritornare in campo quantomeno il campionato di eccellenza. Per continuare la nostra trasmissione, subito l'editoriale di Alex Giuliano. Certe volte la palla non vuole proprio entrare, non c'è verso. Certe partite sembrano maledette. Ci provi, tiri, corri, ci riprovi, ma niente. E ti viene da imprecare, da levarti la maglietta e uscire dal campo perché tanto oggi non è giornata. Poi, mentre per la testa ti passano questi pensieri, guardi i tuoi compagni, i loro occhi, le loro magliette sudate e capisci che il calcio non è una lotta con te stesso, ma una sfida da vincere insieme. Il virus ci ha fatto lasciare il campo troppo presto, ma di sfide ne abbiamo vinte tante e sarà così anche adesso, perché la nostra forza è la passione e la passione non conosce stanchezza, non conosce ostacoli, non conosce il significato della parola arrendersi. Siamo donne e uomini di sport. Qualcuno può pensare che anche stavolta stiamo giocando una di quelle partite stregate, ma dentro di noi sappiamo che torneremo a correre felici, ad abbracciarci, a vivere l'attesa della gara e festeggiare al triplice fischio. E allora prendiamo bene la mira, senza paura. Proviamoci anche dalla distanza e se va male ritiriamo, riproviamoci e ricordiamoci che certe gare si vincono anche al 90°. Questa settimana a Penalty abbiamo il piacere di ospitare il giornalista Valerio Caprino, editorialista di una pagina Facebook che va per la maggiore tra gli addetti ai lavori dei campionati dilettanti. Valerio Caprino ha rilasciato una dichiarazione per noi di Penalty. Sentiamolo. Un saluto a te Ettore, grazie per l'invito, per la possibilità di partecipare alla tua trasmissione tramite questo video in cui chiaramente voglio parlare dell'argomento più importante che sta alimentando molte polemiche ma anche molte speranze in questa fase di stagione, ovvero la possibile ripartenza del campionato di eccellenza, ma più in generale dei campionati dilettantistici regionali e perché no del settore giovanile, ovvero la base del nostro calcio. Sicuramente sto apprezzando in questa fase questa grande tenacia, questa grande voglia che ci stanno mettendo tutti coloro che sono a favore della ripartenza. Si sono uniti per cercare, non soltanto in quel gruppo Facebook che ormai tutti conosciamo, l'eccellenza deve ripartire, ma si sono uniti anche idealmente per cercare di poter ricominciare una vita normale, perché per molti di loro il campionato di eccellenza significa anche la sopravvivenza, ovvero lo stipendio, il rimborso a fine mese e quindi portare avanti le loro famiglie e la loro vita. Per molti magari questo è un argomento non condivisibile, perché c'è chi dice che essendo un campionato dilettantistico l'eccellenza debba essere appunto un diletto, un divertimento e quindi troppo rischioso probabilmente provare a vivere soltanto tramite il calcio a questi livelli.
però sicuramente c'è chi lo fa, sappiamo da tantissimi anni, chi segue il calcio minore, che cifre girano e quanto sia importante e che movimento ci sia anche di soldi, di investimenti da parte delle società, dei presidenti in questi campionati di eccellenza, ma non solo, anche se andiamo a scendere nelle categorie di promozione e prime categorie, ci sono comunque dei dirigenti che investono soldi per cercare di vincere i campionati, c'è chi investe anche sulle strutture, sugli stadi, sul settore giovanile, è un investimento che spesso viene fatto dai presidenti a 360 gradi per portare avanti un progetto sportivo, assicurandosi a volte anche le prestazioni di calciatori che costano e che scelgono di fare, come detto poco fa, i calciatori di lavoro in questo campionato, con tutti i rischi che ci sono, perché sappiamo che è un campionato, quello regionale, quello dilettantistico, che non dà praticamente tutele ai calciatori, che adesso si ritrovano praticamente soltanto con il bonus dato dallo Stato, ma anche lì ci sono state varie problematiche sul fatto che la stessa cifra sia stata elargita a tutti i calciatori, dai più piccoli ai più grandi, quando ci sono, sappiamo, giocatori anche under piccoli che prendono 150-200 euro di rimborso mensile, si sono trovati ad avere 800 euro, quindi per loro sicuramente qualcosa in più, e forse anche in questo senso bisognerebbe un attimino parlare di come è stata gestita questa emergenza. Certamente, come detto, mi piace molto questa tenacia, questa grande voglia che ci stanno mettendo i calciatori, ma anche alcuni presidenti, alcuni dirigenti, per cercare di ripartire. Mi piace anche il fatto che grazie a questo movimento che si è creato su Facebook, tutte queste notizie, questi articoli che vengono pubblicati anche dai media quotidianamente, ci sia una sorta di gran voglia di ricominciare, come a dire, già che se ne parla è già qualcosa, rispetto però a che cosa? Rispetto a 3 mesi in cui non si è parlato praticamente di nulla, forse in attesa che qualcuno prendesse delle decisioni in tal senso, ma che nessuno ha preso. Quindi dopo 3 mesi di silenzio totale, a mio avviso adesso è veramente difficile, ma la speranza è l'ultima a morire. Si è perso troppo tempo, probabilmente bisognava sollevare questo argomento e questa problematica prima, perché lo si sapeva che questo campionato, parlo dell'eccellenza, è un campionato che porta a tanti investimenti, è un campionato direttamente collegato alla Serie D, l'abbiamo visto, letto e detto più volte. Il campionato di eccellenza ogni anno porta una squadra di ogni regione a disputare una fase nazionale, il campionato di eccellenza porta a fine stagione alcune squadre a disputare i playoff nazionali, quindi se anche è un campionato regionale è veramente molto molto vicino ad un campionato di interesse nazionale, che è il motivo per cui la Serie D è stata fatta andare avanti dal governo qualche mese fa, e tuttora gioca grazie a un nuovo protocollo. Un nuovo protocollo che voglio ricordarlo, anche perché lo seguo direttamente tramite la mia esperienza al Trastevere del Calcio, è comunque un protocollo che permette di giocare, ma che comunque non evita i rinvii delle partite. Anche nell'ultimo turno di Serie D in questa settimana ci sono circa il 15% di gare dell'intero programma che sono state rinviate. Questo porterà a tanti recuperi da dover fare durante i mercoledì, durante le prossime settimane, tanti turni infrasettimanali, per cui io dico sicuramente ai presidenti, agli allenatori, ai giocatori, a chiunque, se dovesse esservi data la possibilità di ricominciare a giocare in eccellenza, o chiaramente cercate di accettare qualsiasi tipo di format, solo il girone di andata e magari i playoff allargati, oppure solo il girone di andata e poi la squadra che ha la media punti più alta viene promossa in Serie D. Come dire, l'importante è che si riprenda, poi il format probabilmente quest'anno non è importante, ma l'importante è che si torni presto in campo a giocare. Una cosa che invece non mi piace, o meglio, che mi piacerebbe che accadesse, è che la stessa tenacia, la stessa forza, la stessa voglia che ci stanno mettendo adesso tutti coloro che vogliono riprendere a giocare, la possano mettere magari in futuro, abbastanza però a breve termine, per fare qualcosa, per cercare di cambiare lo status dei dilettanti. Questa è la grande battaglia che sono devono fare, così come stanno facendo adesso la battaglia per riprendere a giocare, e quindi per riprendere le proprie vite normali, anche attraverso il rimborso che gli viene dato dalle società, che ovviamente adesso sono ferme, quindi questi calciatori sono anche loro in grande difficoltà economiche. Si sa, in queste categorie regionali non ci sono tutele per i calciatori, lo dicevo anche poco fa, 0 tutele, per cui è sempre un rischio, anche perché poi ci sono anche quei presidenti che spesso non mantengono le promesse completamente durante un'intera stagione, quindi le difficoltà sono sempre dietro l'angolo per i calciatori che scelgono di farlo come lavoro in queste categorie. Allora io mi auguro che tanti calciatori, che tanti di questi grandi protagonisti dei campionati di eccellenza, che ripeto magari rappresentano anche grandi piazze, grandi tifoserie, possano combattere dopo il Covid, ovviamente, che è il problema che adesso ci attanaglia maggiormente, ma combattere per cercare di cambiare lo status del loro essere calciatori dilettanti, e che quindi non hanno li porta a non avere praticamente alcuna tutela, alcuna certezza durante le loro
stagioni da calciatori nei dilettanti, per cui combattete così come lo state facendo adesso per riprendere a giocare anche in futuro, per cercare di avere uno status differente che vi porti ad essere più sereni, più tranquilli e a non dover sempre rincorrere eventualmente i presidenti che non pagano, che non mantengono le promesse al 100%. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, quel poco che c'è, quindi la Serie D, approfitto perché ultimamente sono riuscito a vedere alcune partite del girone I, il girone calabrese siciliano e in parte anche in piccola parte lucano e campano, e sicuramente ho visto delle grandi squadre, ho visto un Acireale molto compatto a Castrovilla di vincere su un campo molto difficile, ho visto un ACR Messina composto da giocatori veramente di altissimo livello, molti veramente di categoria superiore, ma non devo essere io a dirlo. Sono le due squadre che mi hanno maggiormente colpite. Occhio però ad un'altra squadra che ho visto e che devo dire mi ha impressionato non tanto per i singoli, ma soprattutto perché mi sono sembrati un grande gruppo. La Gelbison di mister Pino Ferrazzoli, che tra l'altro è un tecnico romano che conosco anche da diversi anni, una squadra che ho visto vincere su un campo difficile, sotto la pioggia, con tanta grinta, tanta abnegazione, ed è una squadra che secondo me può dire la sua almeno in zona playoff fino alla fine del campionato. È chiaro che le protagoniste, quelle vere per cercare di vincere la campionato, per tornare nei professionisti, sono probabilmente altre: la CR Messina, l'FC Messina, Città di Acireale, ma non solo. Qualche altro outsider potrebbe comunque mantenersi in quelle posizioni fino alla fine del campionato, come per esempio il San Luca di mister Francesco Cozza, ma anche un'altra squadra che mi è piaciuta molto è stata la Polisportiva Santa Maria di mister Esposito, nonostante l'abbia vista io perdere una partita sul campo del Rende, che è un'altra squadra che sta in grande ripresa a mio avviso. Ma il grande comune denominatore, devo dire, la cosa che più mi dispiace è un'altra, ovvero vedere questo campionato, questo girone senza pubblico. Per me che venivo da Roma, dove qui la media spettatori è ovunque molto bassa, vedere questi stadi del sud molto grandi, molto capienti, senza pubblico è stato veramente un colpo al cuore, perché secondo me il calcio è della gente, quello che stiamo vedendo in questi mesi non è il calcio che noi sognavamo da bambini. Ettore, un caro saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori, i tuoi fan, e ovviamente a rivederci, a risentirci al prossimo video, e buona trasmissione, buon proseguimento e sempre viva il calcio dilettantistico. Grazie Valerio, chiaramente consigliamo a tutti di seguire con molta attenzione questa tua pagina che si chiama Calcio e Fototifo Dilettanti. E adesso voltiamo completamente pagina, parliamo subito dei tabellini di questa 14ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Si è giocato domenica 31 gennaio 2021 questi risultati: ACR Messina batte Troina 6-0, le partite Biancavilla Dattilo, Cittanovese Paternò, Aciriale Roccella sono state rinviate, Città di Sant'Agata batte Santa Maria Cilento 1-0, pareggio tra Gelbison ed FC Messina, Rende batte Licata 2-1, Marina di Ragusa batte San Luca 2-1, rinviata Rotonda Castrovillari. Guardiamo la classifica tenendo presente che sono molti gli incontri da recuperare. In testa rimane la CR Messina con 28 punti, con 23 la Ciriale, 21 punti per FC Messina, San Luca e Gelbison, 18 per Santa Maria Cilento, Licata, Paternò, 16 punti per Dattilo Cittanovese, 15 per Castrovillari, Biancavilla, Rotonda. Con 13 punti troviamo il Troina e il Città di Sant'Agata, 11 punti per il Rende ed infine chiudono momentaneamente la classifica Marina di Ragusa e Roccella con 10 punti. Da sottolineare che sono 3 le partite da recuperare per FC Messina, Dattilo, Cittanovese, Castrovillari, Biancavilla, Rotonda e Marina di Ragusa, 2 partite per la Ciriale ed infine una partita da recuperare per San Luca, Gelbison, Santa Maria Cilento, Licata, Paternò e Troina. Ed iniziamo subito con le immagini ed iniziamo purtroppo con la sconfitta interna del Licata 2-1 in casa appunto contro il Rende. Va Palermo sul punto di battuta, fischia Santa Rossa. Pallone basso ritoccato dalla barriera, arriva a Gozzerini, poi la gira Cassaro ben marcato comunque da Maltese. Cannavò in aria, le finte, c'è Catalano vicino a lui, Cannavò il solito gioco di gambe, il tiro
fuori, ha provato un po' destro Giovan Battista Catalano, il cross teso, la palla che rimane lì per l'ottimo intervento di Quintiero. Cannavò, se non sbaglio, l'aveva preso di testa, botta sicura. Quintiero, forse aiutato dal palo, è riuscito a salvare la propria porta. Licata che adesso ci prova con Baglione, palla che filtra, Guarino! Anche lui va a fil di palo nel giro di 30 secondi. Licata ha avuto 2 occasioni clamorose. Può andare anche 1 contro 1. Civilleri, siamo ai 20 metri. Palla sul margino. Civilleri sbatte su Piscopo. Però la sfera arriva a Catalano. Ancora Piscopo salva. Chiedono il fallo di mano. Non ci sono le proteste. Palermo si insinua in aria. Bravo Como. Sulla linea palla Civilleri, 25 metri, scarica in porta Quintiero coi pugni con Palma che prova a sfruttarlo, vince una carambola Gozzerini, entra in aria Gozzerini, forse una spinta su Mazzamuto e il tiro e il gol. Ha segnato il Rende, ha fatto tutto da solo Gozzerini, cambia il risultato al 60° minuto sull'ennesima palla persa, ha punito il Rende. Va Palermo, il tiro verso la porta. E c'è il 2-0 del Rende, l'aveva battezzata fuori Moschella quella palla. Un Eurogol di Palermo. Attenzione, palla che arriva, Greco, che dal limite dell'aria calcia bene dal basso verso l'alto, però palla alta veramente di poco. Catalano punta all'avversario, movimento con il mancino, palla toccata, corner. Hanno chiesto ancora una volta il fallo di mano e corner per il Licata. Pallone che viene toccato da De Luca, arriva il 2-1 del Licata con Maltese al minuto 91. Il gol è nato dall'asse De Luca Maltese che poi ha scaraventato la palla in porta. Mazzamuto, altro pallone buttato in avanti, arriva il tocco di testa. Poi la libera Piscopo, fischietto in bocca e finisce qua il Rende, espugna il Dino Liotta per 2-1, tutte le reti nella ripresa, prima ha segnato Gozzerini, poi il gol di Palermo, alla fine inutile il gol di Maltese arrivato in pieno recupero, con la gara che si conclude con la vittoria dei ragazzi Tommaso Napoli. Non è certamente un momento positivo per il Licata di Giovanni Campanella, mentre va a gonfie vele la squadra di Tommaso Napoli. Sentiamo appunto le dichiarazioni dei 2 allenatori dopo questo incontro. Non abbiamo incontrato una qualsiasi squadra. Quello che dicevo io oggi ai ragazzi è quello di crederci ancora, perché se ottiene un risultato importante contro il Santa Maria di Cilento e poi subito dopo contro la prima in classifica che era la CN Messina, noi incontravamo una squadra che non è da meno a queste 2. Oltretutto lì, sapete che li conosco anche abbastanza bene, so della forza dei Maltese, Civilleri, Catalano, anche altri che sono entrati, lo stesso Caronia. Se poco a poco abbassavamo un pochino i ritmi, e c'è stato, penso che mi avete sentito, soprattutto il primo tempo, perché sotto alcuni aspetti il pallino del gioco il primo tempo l'ha avuto il Licata Calcio, non l'abbiamo avuto noi. E se sentivate le grida di richiamo dei miei giocatori era proprio perché non volevo abbassare i ritmi. Se abbassi i ritmi con questi giocatori qui, lo stesso dico, vai in difficoltà. Poi è rivenuta di nuovo fuori la grinta, la cattiveria agonistica, la voglia anche del Licata di accorciare quello che le distanze, e se c'erano altri 3-4 minuti in più vi posso garantire che io in quei 3 minuti di finali ho avuto più paura di tutti e 90 iniziali, perché sono giocatori che, ripeto, non mollano di un centimetro, e non sono qui a dirvi che alcuni di loro li vorrei pure in squadra con me, senza nulla togliere naturalmente ai miei giocatori che stanno facendo qualcosa di importante. E se mi posso aggiungere anche di questi ragazzi, dei miei ragazzi, è quello che magari non sono nomi altisonanti, però sono dei ragazzi che non mollano facilmente la presa, ed è questo il nostro credo calcistico da qui alla fine, perché non è finito, non è che abbiamo vinto al Licato, abbiamo vinto alla CR, già mercoledì si parla di un'ulteriore partita importante che si chiama Sant'Agata. E allora questi ragazzi oggi hanno, soprattutto al secondo tempo, ci hanno creduto, perché, ripeto, se ritornavamo dietro a schiacciarci,
io dico che non vedevamo un altro tipo di risultato, o proprio se ci andava bene bene era un pareggio. Mi è sembrato di rivivere la prima volta quando sono arrivato a Dino Riotta, esattamente nella mia prima entrata da allenatore, non da giocatore, quando sono subentrato a Antonello Capodicasa, se non ricordo male, che poi abbiamo sperato l'impresa nella finale, che abbiamo poi perso ai rigori. Allora ho detto ai ragazzi questo è un piccolo tempio e vederlo vuoto, perché abituato a vederlo sempre strapieno, è la gioia più bella che ho vissuto dopo tanti anni, non oggi ma nella partita dello scorso anno di Licata Palermo, dove ho rivisto tanta gente che già a mezzogiorno, come ai vecchi tempi, è vero Salvo, come ai vecchi tempi già a mezzogiorno erano sugli spalti, e questa è un po' l'unica nota un po' stonata di oggi, però credetemi, a 53 anni qualche non dico lacrimuccia perché sennò sarei un po' anche, come dire, però un'emozione dentro l'ho rivissuta alla grande come tanti anni fa. Io non mi piace criticare gli arbitri, però non so se era calcio di rigore, ma i ragazzi dicono che l'ha presa con la mano, però fra i sei, però devo dire che se non c'erano quegli episodi sfavorevoli, nulla togliendo a Rende che ha fatto la sua onesta partita, ha giocato bene, sono messi bene in campo, la partita finiva 0-0. Purtroppo ci sono degli episodi a noi molto sfavorevoli, vedi la palla persa quasi a 10 metri dalla porta, se ne sono andati in contropiede e hanno fatto il gol. Il secondo gol al portiere gli era sembrato che era fuori. Niente, bisogna lavorare. Diciamo che noi non ci ostiniamo sempre a buttare la palla in avanti, non la giochiamo, e questo noi abbiamo Civilleri che è quello che deve fare giocare la squadra. Purtroppo quando non gira Marco i problemi dell'Icata vengono a galla. Marco è un giocatore determinante, questo è secondo me il problema. Non c'è qua il discorso che fisicamente la squadra è calata, perché la squadra fino all'ultimo, una squadra che ha segnato all'ultimo e attacca fisicamente, non penso che abbia avuto un calo. Il problema è che il Rende è stato più tatticamente più messo bene in campo, diciamo un po' meglio di noi, aveva più fame, è stata quella che ha creduto di più a sbloccare la partita. Adesso ci dobbiamo preoccupare, non ci dobbiamo guardare, ci dobbiamo preoccupare, ma preoccupare molto, perché adesso ora bisogna guardare la classifica dalla metà classifica in giù ed è molto pesante perché, ripeto, come ho detto la settimana scorsa, questo campionato, se uno si ferma, secondo me si devono recuperare tutte le partite, se no si falsa il campionato, perché è incredibile, ci sono squadre che dicono che hanno 5-6 contagiati e poi sistematicamente si allenano tutti i giorni, non è bello così, però a noi non ci interessa niente, il problema è nostro, ce lo dobbiamo tenere, ci dobbiamo preoccupare tantissimo, perché adesso la classifica si fa veramente abbastanza preoccupante. E adesso veniamo alla straripante vittoria della CR Messina, che liquida con un perentorio 6-0 un Troina che comunque veniva da un risultato positivo nel recupero infrasettimanale contro il Paternò. È andata male per la squadra di Mascara, che a questo punto spera di recuperare le forze anche per il prossimo recupero che dovrà affrontare. Appassionati di calcio, buon pomeriggio dal Francoscoglio di Messina, da Francesco Costanzo. È la 14ª giornata del campionato di calcio di Serie D, girone in campo Messina contro il Troina, con la formazione biancoscudata chiamata a riscattare la cocente e inopinata sconfitta di Rende, con l'imperativo categorico di conquistare l'intera posta in palio.
per consolidare così la testa della classifica. Di contro ci sarà il Troina, rigenerato dalla cura Mascara, che dopo il netto successo interno nel turno settimanale contro il Paternò vuol proseguire la propria striscia di risultati positivi e naturalmente cercherà di uscire con un risultato importante dal terreno di gioco messinese. Arriva il fischio arbitrale, pallone che passa sotto misura, si trova la palla tra le mani a Iolfi, continua a giocare Boskovic, almeno l'impressione qui dalla mia postazione era quella. Occhio qui a Cascione che ruba palla all'avversario, il traversone Ciriacono, il gol del Messina che deve velocizzare l'azione offensiva sotto la pioggia torrenziale. Adesso Cascione, il traversone con un braccio, c'è calcio di rigore, c'è calcio di rigore, arriva il fischio arbitrale, calcio di rigore, va Ciro Foggia, il tiro e la palla in rete, il gol del Messina, il doppio dell'Airone, Ciro Foggia. Occhio al Messina, pericoloso a Ciriacono, l'apertura per Addessi al limite, ai 20 metri, il tiro al giro, gran gol, che gol di Simone Addessi col Messina. Intanto c'è questo lancio in profondità per Foggia che ruba palla agli avversari, ancora Foggia, finisce a terra, caricato alle spalle, c'è calcio di rigore. Arriva il fischio arbitrale, va Liberta, la conclusione e la palla in rete, il gol del Messina che porta a 4 le marcature, spiazzato a Iolfi, gran penalty di Domenica Liberta, Messina 4, Troina 0 al 10° del secondo tempo, a Liberta dagli 11 metri. Palla recuperata dal Messina con Mauro Bollino al limite, Mauro l'ingresso e c'è il gol, il 5-0 di Mauro Bollino, pallone sotto la traversa, la piazza a dovere, Mauro Bollino riceve palla, si incune di rigore e fredda Iolfi, 5-0 per il Messina alla mezz'ora, pocherissimo della formazione bianco-scudata. Messina 5, Troina 0. Bravo Saindù a dare là l'offensiva del Messina, Bollino cerca palla Manfellotti, Sasà, il gol di Sasà, Manfellotti 6-0 e sono contento per il gol di Manfellotti, 6-0. E come avevo anticipato non c'è recupero e game over al Francoscoglio. Il Messina batte il Troina per 6-0. Ogni commento diciamo è abbastanza superfluo e il finale è questo dal Francoscoglio di Messina con la formazione bianco-scudata che è nettamente sul cassa di gol, gli ennesi del Troina. Convinzione e determinazione sono sicuramente in questo momento le armi vincenti di una CR Messina con i piedi per terra, anche attraverso le parole del suo allenatore Novelli e anche quelle di Pietro Arcidiacono. Sapevamo benissimo che partiti rende che queste partite possono capitare e nascere in un certo modo. Rende che oggi ha vinto anche a Licata. Vabbè, io quando vi dico che è un campionato difficile, non difficile, difficilissimo, un campionato molto equilibrato e uno pensa che giochi, guardi la classifica così e non lo è, perché se non è il Marini Ragusa pure ha fatto altri soldi. Questo è un campionato che chi commette a guardare e pensare che ci siano squadre che possono ammazzare il campionato e squadre che possono subirlo, non lo è un campionato molto equilibrato. Poi su alcune situazioni, come è stata partita rende, abbiamo sbagliato qualcosa e l'importante è poi correggere e non ripetersi negli stessi errori. E oggi abbiamo fatto una vittoria contro, reputo, una buona squadra. Io l'ho vista giocare con Mascara ha idee di gioco, ha un equilibrio difensivo. Mi piace perché ha una difesa molto alta, mi piace giocare a me, sono molto corti. È una squadra che forse paga in alcuni momenti, che sono giovani. Io ho allenato sempre molte squadre giovani, posso capire, però è una squadra che ha idea di gioco, è una squadra difficile da incontrare. Ecco, e questo valorizza ancora di più il secondo. Penso che questa sera si può gioire, come eravamo con la testa giù
settimana scorsa, questa sera si può gioire e poi essere bravi e ripartire in un modo veloce per quanto riguarda la partita successiva di mercoledì. C'è poco tempo per festeggiare, si torna subito in campo mercoledì. Ma indipendentemente, se fosse stato già domani allenamento, questo già dobbiamo accontare. Se abbiamo l'intelligenza e la maturità, se no avremo altre sorprese e avremo difficoltà. Io penso che noi siamo protagonisti e partecipi del nostro destino, come mantenere l'attenzione altissima. Poi ci sono partite che non puoi ottenere qualcosa, ma hai provato ad ottenerlo e va bene lo stesso. Qua a Messina non sono mai stato 7-8 partite senza, diciamo qualche mese senza fare gol, però non era tanto importante finché arrivavano finché può segnare pure il portiere, quella è non è che mi interessa tanto, però sai, se fai gol mentalmente poi lavori anche più sereno. A chi lo vuoi dedicare questo gol? No, la dedica va a mia moglie, in particolare ai miei figli, a Mattias, la nuova arrivata Elis che è nata da 2 mesi e in questi 2 mesi ancora non è riuscita a fare gol, quindi il gol è tutto per loro, per la mia famiglia. Magari un domani gli fai rivedere tutto questo. Sì, questo penso che già ce l'ho in mente un giorno a Mattias, soprattutto a Mattias che sta sempre a giocare al pallone con me, gli farò vedere i gol che ho fatto, quello che ho fatto sia da altre parti ma soprattutto qua a Messina, perché qua c'è un amore legato che è molto importante. Perché come sapete mia figlia è nata pure a Messina e quindi c'è un doppio amore. La vittoria è arrivata perché noi l'abbiamo preparata in settimana, abbiamo fatto tutto quello che ci aveva chiesto il mister e alla fine abbiamo raccolto il lavoro della settimana. Senti, più contento per il gol o per le 6 reti? No, io sono contento che oggi abbiamo vinto, il gol, ti ripeto, passa sempre in secondo piano, prima viene la squadra. Poi chi segna, ti ripeto, non è importante. Noi facciamo il nostro cammino, domenica abbiamo perso ma abbiamo avuto sempre il nostro gioco, la nostra mentalità pure in settimana. Questa domenica è andata bene e noi siamo felici così. Difficile trovare il leader in questo gruppo, insomma il capitano è arcidiacono, però insomma diciamo che sono tutte persone molto corali, che agiscono molto d'impulso, possiamo dire così. Sì, qui c'è di leader, ce n'è 3 o 4, anche 5, dai, non dico gli altri perché sono più ragazzi, però remiamo tutti dalla stessa parte e ci diamo i consigli uno con l'altro, poi io sono il capitano e quella è una cosa in più che mi gratifica perché dopo 3 anni che sono a Messina penso non me lo meritavo, però da tutte le parti sia così, però per me, io ripeto sempre, i capitani in una squadra non è uno, ma è la gente più esperta, è la gente che ha più partite, è quella più grande, è le persone che remano tutti dalla stessa parte, l'indirizza non solo una persona ma 4 o 5 persone dentro lo spogliatoio. Senti, non c'è neanche il tempo di festeggiare che subito si torna in campo mercoledì? Sì, noi infatti stiamo già lavorando sia come recuperi, qualche botta abbiamo preso e sia già per l'allenamento di domani perché mercoledì abbiamo un'altra battaglia contro una squadra forte e stiamo già pensando a Licata. Ritorno alla vittoria del Città di Sant'Agata, la prima di Domenico Giampada quando siede sulla panchina della squadra messinese. 1-0 nei confronti del Santa Maria Cilento. Allo stadio Biagio Fresina, Città di Sant'Agata e Polisportiva Santa Maria di Cilento si affrontano nel match valido per la 14ª giornata del girone I di Serie D, 2 squadre a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi, con i biancoazzurri di casa reduci dall'ottimo pari esterno sul campo del Troina per 0-0 e vogliosi di tornare alla vittoria che manca ormai dall'1 di novembre scorso. È però la formazione ospite a rendersi minacciosa dopo 20 minuti con la gran botta di De Gregorio che centra in pieno la traversa, bella conclusione mancina del numero 33 e Sant'Agatesi che si salvano con l'aiuto dei Legni. Insiste ancora la formazione giallorossa, ci prova Capozzoli direttamente su calcio di punizione, Ferrara con i pugni riesce a respingere, poi il Città di Sant'Agata viene fuori dal guscio, c'è una bella manovra corale dei Sant'Agatesi con la conclusione finale di Perkovic però che non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio grosso che la squadra allenata da Mimmo Giampà non c'entra nemmeno al 41esimo, ancora con Perkovic che calcia da
da fuori area, non trovando la porta difesa da Polverino. È un buon momento per i padroni di casa che vanno alla conclusione anche con Caruso, il tiro centrale del numero 11 e la parata facile dell'estremo giallorosso. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo e dopo un minuto bella azione di Capozzoli che entra in area e calcia col destro. Ferrara non si fa sorprendere, insiste ancora la formazione allenata da Gianluca Esposito che potrebbe passare al minuto 49, ma il colpo di testa del capocannoniere del campionato Domenico Maggio trova la parata facile del portiere Ferrara. Così da un possibile vantaggio giallorosso arriva il gol del Città di Sant'Agata al minuto 52 con Mistretta che controlla il servizio da parte del neoentrato Cicirello e col destro in diagonale batte il portiere Polverino, facendo così Città di Sant'Agata 1, Santa Maria Cilento 0. Esplode la gioia dei dirigenti bianco-azzurri. Rivediamo l'ottimo lavoro di Giorgio Cicirello, è entrato in campo da un minuto e la conclusione in diagonale col destro di Mistretta che realizza il suo primo gol con la maglia bianco-azzurra. La rete galvanizza la formazione di casa che prova a chiudere la partita. C'è un ottimo lavoro sulla corsia mancina di Brugaletta che entra in area e prova a servire Cicirello sulla linea di porta, salva tutto Conios. Poi il Santa Maria Cilento prova per venire al pareggio al minuto 60, viene fischiato una posizione di fuorigioco all'attaccante Maggio che di testa aveva messo alle spalle del portiere Ferrara. Nonostante ciò la squadra allenata da Gianluca Esposito tenta il forcing disperato, c'è anche il colpo di testa di Tandara che non inquadra lo specchio della porta e all'85esimo anche un episodio da Moviola perché i giallorossi reclamano un rigore su questo contatto tra Mancuso e Tandara. Il direttore di gara lascia giocare, poi non succede più nulla e quindi può festeggiare il Città di Sant'Agata che dopo 91 giorni torna nuovamente a vincere, una vittoria importantissima perché proietta i biancoazzurri in classifica a quota 13 punti e già mercoledì c'è una sfida delicatissima per i ragazzi di Mimmo Giampà che affronteranno in trasferta il Rende, mentre il Santa Maria Cilento rimane a quota 18 e conosce di fatto la sua terza sconfitta in campionato. C'è tanta soddisfazione dopo questa partita nell'entourage della squadra messinese. Sentiamo le dichiarazioni appunto del suo allenatore Domenico Giampà e anche quelle di Gianluca Esposito, allenatore del Santa Maria Cilento. È stata una partita equilibrata. Noi sapevamo che il Santa Maria insieme alla CR è la squadra che fa il miglior calcio nel nostro girone, quindi squadra organizzata, Esposito molto preparato, per me è un allenatore che può fare le categorie superiori, quindi c'era anche da soffrire, nonostante la mia squadra non è al top a livello fisico, abbiamo concesso anche noi pochissimo al Santa Maria, e Santa Maria davanti ha il capocannoniere, a Ragosta che è entrato dopo, a Tandara, Capozzoli, quindi una squadra la mia che ha concesso anche poco. Si vedevano che erano due squadre organizzate, 3 punti d'oro, perché per come stanno lavorando i ragazzi era importante fare questo risultato, ma noi siamo consapevoli già delle nostre forze. Sicuramente è una squadra che va in crescendo e sono 3 punti importantissimi come ogni vittoria e sono le vittorie che nonostante io e anche il mister 3-4-2-1, queste sono le vittorie più belle, perché la squadra si vede quando si vince 1-0, non quando si vince 4-0. Poi alla fine, anche se vinci 4-0, non ti danno il bonus come nel moto mondiale o nella Formula 1, sono sempre 3 punti, quindi questa forse è la vittoria più bella perché vincere 1-0, anche soffrendo, lottando su ogni pallone, è la mia squadra che... Ho detto ai ragazzi settimana che mi sto innamorando, mi sono innamorato, questa è la mia squadra. Noi siamo in una situazione di classifica che c'è da soffrire fino alla fine, perché la classifica lo dice, però lavorando come stiamo facendo noi ci dobbiamo salvare, o ci salviamo, noi dobbiamo arrivare al 6 giugno che ci dobbiamo salvare, se non ci salviamo e ci salviamo abbiamo vinto lo scudetto, quindi questo è il nostro obiettivo. Siamo diventati squadra. La squadra che voglio io, la squadra che si aiuta, un compagno può sbagliare ma dobbiamo mettere la pezza, sappiamo che abbiamo cambi, quindi dobbiamo uscire dal campo stremati,
perché in avanti sono fortunato, la società mi ha messo 6 attaccanti, io fino adesso quando ho allenato anche a Roccella avevo un attacco fortissimo, Catalano delicato, Plescia che adesso sta facendo benissimo a Vibo e Faella che in Serie C a Pontedera, 2 under, 98, 97 Faella e Catalano, gente forte, non avevo cambi, quando se dovevo togliere un attaccante non avevo cambi, qua ho la fortuna che davanti potrei fare la formazione veramente a sorteggiare un numero, perché davanti ho 6 attaccanti che possono giocare tutti. Ce l'aspettavamo così, non saremmo dovuti andare sotto perché sapevamo che poi andando sotto praticamente si sarebbe giocato poco e niente, e così è stato. Io qualche buona occasione l'ho vista, perché un colpo di testa di Mimmo a 4-5 metri dalla porta, lui di solito quelle palle là non le sbaglia, però poi davvero ci sono stati pochi minuti di gioco effettivo per creare qualcosa, perché la partita è stata molto ma molto spezzettata. È preoccupato per il semplice fatto che avete fatto un inizio di stagione ottimo, però che questo 2021 manca la vittoria, c'è un po' di flessione per i risultati che la preoccupa oppure fa parte del... C'è indubbiamente una flessione a livello di risultati, però veramente se dovessi essere preoccupato da queste prestazioni sarei megalomane. Mia moglie che è psicologa, psicoterapeuta dovrebbe curarmi, perché domenica scorsa abbiamo pareggiato una partita che avremmo meritato ampiamente di vincere. Oggi penso di non dire una cretinata se almeno il pareggio lo avremmo meritato. 3 domeniche fa abbiamo preso gol con l'ACR Messina, anche se l'ACR è una squadra fortissima e ha costruito tante palle gol, al 92esimo e 30 secondi non mi sembra una squadra in crisi se non di risultati. Scontro al vertice tra Gelbison ed FC Messina. La partita si è conclusa in parità, 1-1 il risultato finale. La prima chance offensiva è sul piede del capitano dei Cilentani, parliamo di Uliano, che mette dentro il colpo di testa del difensore che fa la barba al palo. Ancora in avanti, pericolosa la Gelbison, sempre con un tiro da fermo, è proprio Uliano a incaricarsene, il suo mancino a rientrare. Una prima deviazione, la seconda è di Majorano e porta in vantaggio la Gelbison, che dunque sblocca il risultato preciso sul secondo palo. Il calciatore della formazione rosso-blu, in ritardo in questo caso Casella, qui poi scivola Domenico Marchetti. Koulibaly prova a cercare l'incrocio dei pali, trovando solamente il fondo. Attacca dall'altra parte l'FC Messina, Marchetti mentre dentro e arriva il colpo di testa di Giuseppe Palma, sempre più capocannoniere della formazione giallorossa. Ristabilita la parità, botta e risposta fra Gelbison e Football Club Messina. FC Messina che chiude meglio la prima parte di gara qui in pressing, uno dei neo arrivati in casa perloidana, Bianco, si fa vedere con questo mancino sporcato in corner. Termina un primo tempo vivace al Morra su questa conclusione alta sopra la traversa di un calciatore locale. 1-1 pari e patta tra Gelbison e Football Club Messina nei primi 45 minuti. Blackout da parte della formazione messinese nella prima parte di gara, nei primi 10 minuti. Ottima però la reazione di Giuffrida e compagni. Si parte con la ripresa, subito Bianco in luce, cerca questo mancino facile e centrale per l'estremo difensore D'Agostino. Dall'altra parte invece è pericolosissima la Gelbison, cross dalla destra, il pallone scorre, poi all'indietro per Capitan Uliano che si coordina col mancino. Anche la deviazione di Marone a dire no a Uliano, a dire no alla Gelbison. Si salva in questo caso allora l'FC Messina, ma trema la porta di Marone. Giuffrida e Alessandro Marchetti sbagliano in mediana, riparte allora ancora la Gelbison e per l'ennesima volta Marone deve mettere in corner sul tentativo da parte di Graziani. Dalla sinistra il cross per il neoentrato Figliolia che stoppa al limite dell'area, riesce a coordinarsi anche per questa conclusione. Strepitoso Francesco Marone. Siamo sul finire di partita, triplice cambio per il Football Club Messina, dentro Garetto, Aida e Quidadamo. Poco dopo 4 di recupero, termina anche la partita al Giovanni Morra, 1-1 tra Gelbison e Football Club Messina. Majorano risponde Palma.
Una Gelbison che dopo questo pareggio 1-1 contro l'FC Messina accarezza il sogno di agganciare sempre di più il treno della promozione. Sentiamo le dichiarazioni a fine partita di mister Ferrazzoli. Il campionato è difficile perché oggi hanno perso tutte, il San Luca ha perso, il Santa Maria ha perso, ha vinto soltanto il Messina, il Licata ha perso in casa corrente, quindi il campionato non è facile. E, ripeto, se da un punto di vista c'è rammarico per non aver portato a casa i 3 punti per quello che la squadra è riuscita a mettere in campo, dall'altra parte c'è da essere contenti che per l'ennesima riprova che non abbiamo, anche contro un'altra squadra blasonata, non siamo stati assolutamente inferiori, anzi nel secondo tempo la squadra ha dimostrato grossa personalità. Seppur pareggiando 1-1 in casa della Gelbison, l'FC Messina deve ancora recuperare 3 partite, quindi può sicuramente aspirare al primo posto in questo girone I del campionato di Serie D. Tra l'altro è in arrivo anche Ciccio Lodi. Un saluto a tutti i tifosi dell'FC Messina, sono contento di essere approdato in questa società che ha grandi obiettivi, spero di dare il mio contributo e di fare del mio meglio per la causa. Un abbraccio. È certamente un lusso l'acquisto di Ciccio Lodi per l'FC Messina, giocatore dalle indubbie qualità tecniche e sicuramente un giocatore che darà modo alla squadra di Pino Rigoli di aumentare il proprio tasso tecnico. E adesso parliamo della Marina di Ragusa, che in casa vince 2-1, una partita importantissima per la sua classifica nei confronti di un San Luca che da qualche settimana perde colpi. Con questa vittoria la squadra di Salvatore Utro può ambire, soprattutto tenendo presente che deve ancora recuperare 3 partite, ad un miglioramento nella sua classifica finale. Adesso, per chiudere la prima parte della nostra trasmissione, come al solito arriva puntuale il commento di Giampaolo Montineri. Amici di Penalty, il saluto dal Monti, da Giampaolo Montineri. Covid o no Covid, si va avanti. Siamo entrati in quel mese importante, magari un po' difficile, magari diabolico, che è febbraio. Per la Serie D ancora c'è tantissimo mercato, c'è gente che va e viene in modo, come dire, quasi inumano o insensibile, ma non possiamo criticarlo, si cerca sempre di trovare qualcuno che possa darci il colpo, va bene? Il colpo di fulmine o quel colpo magico che ci sistema qualche partita, perché in effetti il mercato, la mia sensazione, la mia opinione personale, è voluto così lungo proprio per combattere anche le assenze post-Covid o pro-Covid o pre-Covid, quindi c'è un via vai tutti di ragazzi, non di gente grande, perché in questo caso il ragazzo può essere più facile da gestire in una bolla, senza te lo tieni più controllato. Pochi giocatori senior si stanno muovendo, veramente pochi, quindi è lì il bando della matassa. Naturalmente rafforzare il mondo dei rooster, va bene, della squadra, quindi i giovani che ti possono garantire qualcosa. Io ieri, nella domenica, sono stato a seguire il Marina e in effetti i ragazzi del Marina hanno fatto qualcosa di importante. Si sono destreggiati meglio nell'ambito dell'energia mentale e hanno portato a casa 3 punti pesantissimi con il San Luca di Cozza. Un Cozza infastidito, non da noi, il Cozza infastidito perché alcuni giocatori proprio non lo hanno completamente seguito nell'arco della partita. Non lo hanno nemmeno ascoltato, quasi una forma di insolenza agonistica, ecco, e quindi lui non ha potuto più di tanto far sì che poi il risultato cambiasse. Marina ha sprecato maledettamente tanto e lui si faceva forza, l'uomo di calcio, sulla quantità di errori sotto misura da parte del Marina. Il calcio in questo caso ha premiato la squadra che era andata in vantaggio nel secondo tempo. Ma tra il lunedì, mercoledì e domenica, quali sono gli squilibri? Perché tu il lunedì
devi già riallenarti, quasi a non avere pausa. Poi mercoledì si gioca perché in questo momento è severo, poi la domenica giochi anche. Ma cosa succede? Cosa sta succedendo anche nei calciatori, nella mente dei calciatori? Lo stanno accettando questo mondo nuovo di dover giocare sempre? Si pensava sempre che erano solo i professionisti, ma la Serie D è professionista. E quindi allora non siamo pronti, allora abbiamo molte pretese, allora è un giro vizioso e lussurioso. Oppure ci sono veramente società che sono in grado poi di ottimizzare. In questo turno passato, ancora una volta, sul default delle partite rinviate, ma anche su risultati pesanti che sono avvenuti, la CR Messina fa il suo, mette, anche perché San Luca perdendo si distacca onestamente. L'FC Messina pareggia fuori, ma pesa moltissimo. Ne parlavo ieri con anche il preparatore atletico del Marina, professore Marangio, che questi stop, questi allungamenti di partite mancanti, quindi il minutaggio, la pratica, si pagano, perché è come se tu inizi sempre da zero o da -1 mentalmente e fisicamente. E queste 3 partite consecutive, questo domenica, mercoledì e domenica, cosa succede? Perché il tracollo bestiale in una settimana è stato lo squilibrio. Il Paternò batte la Cireale, poi il Paternò perde a Troina per 3-0, il Troina perde 6-0 con la CR, e lo Scorpione Rende, che in questo ha trovato una continuità devastante. Allora è guai chi mi incontra. Non ero ultimo, ero soltanto un po' in difficoltà con il mio veleno stesso, perché forse si era autopunto e quindi si era avvelenato, perché un rende del genere insomma ci lascia perplessi, ma allo stesso tempo è quella squadra assieme alla CR Messina che gioca con continuità, e quindi sulle ali dell'entusiasmo sta venendo fuori qualcosa, che il caos in Serie D è ancora soltanto all'inizio. Ci proiettiamo a un turno infrasettimanale importante e poi alla domenica, a degli incroci importanti. Pensate che i tamponi saranno fatti durante questi 2 passaggi. Chissà cosa succederà, perché dobbiamo tener conto di questo. Tampone il martedì, tampone il giovedì. Per forza di cose, se ci sono delle anomalie. Qual è lo sbandamento e l'ubriacamento? Giusto, l'allenatore del Marina Uto dice già, un giorno non è uguale all'altro, quindi stiamo vivendo le partite in modo individuale. Diamo tutto, prepariamo quella che è la singola partita, il singolo evento, anche durante gli allenamenti di recupero, solo il recupero, non possiamo nemmeno pensare di proiettare qualcosa, e soprattutto miriamo a tenere i ragazzi sereni, perché è inutile dargli pressione, già ce li hanno da sé, e cerchiamo di ottenere il massimo da questo punto di vista. L'entusiasmo del risultato è un'ottima pillola positiva per il proseguo del lavoro della settimana. Il risultato è quasi come un vaccino, o è l'acqua con zucchero, che funziona sempre, cioè perché ancora Ciao amici di Penalty, ciao ragazzi di Gold TV, un saluto dal Monte. L'acqua con zucchero si vede sempre e funziona sempre. Ciao ragazzi! Originale e mai banale il commento di Giampaolo Montineri. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco ritorneremo in studio e avremo modo anche di sentire il parere di alcuni allenatori e non solo sul possibile ritorno in campo dei dilettanti. A tra poco.
Plurimpresa eroga servizi per la gestione del capitale più importante, le persone. Ogni anno in tutta Italia oltre 1500 aziende e 20.000 fra candidati e lavoratori si affidano alla nostra consulenza. Realizziamo progetti su misura in ambito di ricerca e selezione, formazione professionale ed universitaria, tirocini, somministrazione di lavoro, privacy, welfare, certificazione linguistica ed informatiche. Affidati ai professionisti della consulenza su misura. Plurimpresa, sempre al lavoro, per il vostro lavoro.
Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in onda su Gold 78 HD ogni martedì sera alle 21 e poi in replica anche dopo la mezzanotte del mercoledì. Abbiamo la presenza scenica del pallone ufficiale della stagione 2021 di Penalty, il pallone offerto dall'azienda sponsor partner Freddo Neve. In questo secondo segmento della nostra trasmissione spazio ai pareri e ai commenti degli addetti ai lavori. Iniziamo subito con il neo presidente dell'Ajax di Agrigento, Lillo Capraro. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Sì, per quanto riguarda la mia ricandidatura sono contento perché prima di arrivare alle elezioni avevo parlato con i consiglieri e con tutti gli associati Ajax che praticamente il giorno 4 c'erano le elezioni di gennaio per la candidatura del presidente e ho manifestato che si voleva candidare e allora tutti hanno risposto nel gruppo che nessuno si voleva candidare perché era giusto continuare questo percorso. Sono contento, ti dico, perché si vede che qualcosa di buono sia io che tutto il direttivo e compresi gli associati abbiamo fatto, tanto è che quando sono partito 4 anni fa di presidente eravamo soltanto 4 o massimo 8 associati, abbiamo chiuso l'anno 2020 con praticamente 53 o 57 associati. È chiaro che evidentemente questo è stato capito da tutti gli allenatori agrigentini e dagli associati e quindi mi sono nuovamente ricandidato perché credo che abbiamo fatto in questi 4 anni un po' il lavoro e questa è la decisione mia. Ora ci aspettano altri 4 anni di altro lavoro perché se abbiamo raggiunto 57, quasi 60 diciamo associati dobbiamo arrivare a quota 100. È chiaro che in questo momento l'Ajax negli ultimi 4 anni ha offerto dei servizi e delle informazioni che prima non si riusciva a fare. Il fatto dei webinar con il lockdown che ci sono stati secondo me è stata una cosa bellissima e importante perché tutti gli allenatori stando a casa con questa pandemia potevano vedersi metodologie e confrontarsi con degli allenatori di Serie A. Dico, e quindi in questo momento l'Ajax oltre a questo ci sono altri tanti servizi, puoi imparare l'inglese, se tu ti associ dico veramente in questi ultimi anni la casa Ajax è cresciuta tantissimo. Credo che sia importante associarsi, ecco perché veramente ci sono delle cose belle. Gli Oscar dell'allenatore del calcio siciliano, io parlo per quanto riguarda l'Ajax a livello regionale, ma anche a livello provinciale siamo cresciuti organizzando degli incontri. Io sono contento e spero che in questi 4 anni che verranno assieme al mio direttivo riusciremo sempre a far conoscere di più il mondo Ajax che secondo me crescerà di anno in anno. Per quanto riguarda la ripresa dei campionati ti posso dire che sinceramente con questa pandemia sono deluso perché ci sono cose che non concepisco. Questo comitato tecnico scientifico sicuramente fa delle valutazioni che sono 2 pesi e 2 misure, cioè ti svengo subito e ti spiego, 100-200 persone in chiesa al chiuso ci possono stare, non vedo il motivo perché 200, 300, 500 persone allo stadio all'aperto non ci possono stare e questa è una cosa che non lo capisco, cioè, da dove hanno preso questa decisione. Come non concepisco, tipo esempio, la pallamano che continua a giocare al chiuso e c'è contatto fisico. Io dico che
Per quanto riguarda questi campionati mi auguro che li facciano riprendere prima possibile, anche perché dico, si devono adeguare, devono fare tamponi, devono sanificare i locali. È chiaro che si deve trovare una soluzione, perché così è impossibile, perché attuare due pesi e due misure non mi sembra neanche corretto, tranne che il loro obiettivo praticamente è quello di eliminare il calcio dilettantistico, che praticamente parte dall'eccellenza a scendere, che secondo me non ha logico, e vorrei spiegato dai comitati tecnici scientifici quale criterio stanno attuando questi sistemi. Considerato che anche dico a livello regionale, se tu non puoi giocare le squadre, non so come mantengono i comitati regionali queste strutture con gli impiegati che ci sono alla FIGC. Per non parlare poi, ti dico, più scendiamo del settore giovanile. Attenzione, hanno fermato tutti i campionati fermi, e quindi il settore giovanile poi, non continuando così, non lo so. Considera che quanti giovani venivano a giocare a scuola calcio e li toglievi in mezzo alla strada con la situazione critica che c'è. Io mi auguro che si possa riprendere il prima possibile. I settori giovanili ora, questo è il secondo anno che non vanno campionati, quindi, ma come comitati regionali, se non vanno iscrizioni, non vanno incassi, io non so come possono mantenere FIGC a livello e comitati a livello provinciale. Questa non è una situazione soltanto di giocatori o di allenatori, questa è una soluzione che chi si siede a un tavolo deve valutare tante cose a 360 gradi. Capisco che la situazione non è semplice, però basta sedersi, confrontarsi e capire le problematiche che ci sono riguardo ad oggi, perché io credo che se gli sport, pallamano al chiuso, come ho ripetuto poco fa, e altri sport si possono fare, non vedo il motivo perché non si può ritornare con l'eccellenza e tutto adeguandosi alle normative che loro prevedono, facendo i tamponi. Capisco che i tamponi ci sono dei costi, ma troveranno delle convenzioni in modo da far sì che tutti siano tranquilli tra addetti ai lavori. Colgo l'occasione per salutare, abbracciare ed augurare buon lavoro al neopresidente regionale dell'Ajax Sicilia, José Sorbello, che avrebbe in esclusiva per noi di Penalty in una prossima intervista, dove lo stesso José ci parlerà dei progetti futuri dell'Ajax, Associazione Italiana Allenatori. Un altro allenatore sotto i riflettori di Penalty è la volta di Alessandro Settineri. Buonasera a tutti, sono mister Settineri, Alessandro Settineri, allenatore della San Cataldese. E per quanto riguarda questo paventato ritorno in campo, mi trovo molto speranzoso, fra mille difficoltà, ma credo che sia doveroso provarci, perché da tempo sostengo che si poteva gestire in modo diverso la situazione che riguardava l'eccellenza, che poco si discosta soprattutto nella nostra terra rispetto alla Serie D. Credo che oggi tutti noi sappiamo che una squadra di eccellenza prova a essere più professionale possibile, a pari di quelle di Serie D, quindi probabilmente a posto di dare il contributo di 800 euro a cascata a tutti, quindi anche a calciatori che nella loro carriera probabilmente non avrebbero mai avuto un rimborso del genere, si poteva prima pensare alla soluzione dei tamponi, indirizzando la somma che è individuale, trasformarla in una somma collettiva da inviare a tutte le società, quindi anche le società di categoria più bassa, e provare a ripartire con i tamponi già qualche mese fa, perché non credo che fermandoci si sia trovata la soluzione, ma bensì si è arrivati soltanto alla conclusione che l'unica certezza è il tampone,
ma dico nella vita quotidiana. Sappiamo benissimo che il virus ci attanaglia ormai da parecchio, per cui non è mai facile gestirlo. Mi spiace, ripeto, che solo ora si cominci a paventare questa soluzione, e qualora giorno 5, quindi venerdì, non si trovi una soluzione, invece dall'altro canto credo che sia giusto dare la possibilità a tutti di andare a trovarsi un'altra collocazione per chi magari potrebbe avere mercato in Serie D, e liberare ogni calciatore e allenatore attraverso l'annullamento dei campionati. Credo che il giorno 5 vi è l'obbligo morale prima di ogni altra cosa, perché ricordiamo che dietro a delle squadre di serie di eccellenza ci sono delle persone che comunque provano a sopravviverci. E voglio fare anche una parentesi per le società che in questo momento ti dicono che non vogliono ripartire. Credo che alcune società si siano ritrovate, ma probabilmente senza gli sponsor e senza alcune basi, però molti ci marciano sui tifosi. Mi chiedo quante delle piazze di eccellenza abbiano una tifoseria tale da garantirgli quegli introiti necessari per pagare i vari rimborsi. Allora sarebbe più opportuno dire che magari bisogna avere un po' più senso di responsabilità da parte di tutti e trovare e rimodulare eventualmente i rimborsi, però non dare continuità a tutto ciò sarebbe veramente riduttivo per tutto il nostro movimento e per chi lo fa in modo veramente serio e nel modo più professionale possibile. Voglio fare un'ultima parentesi, che invece è quella che ancora oggi non trova soluzione, che non mi riguarda da vicino perché alleno i grandi, ma mi sono formato e sono cresciuto con il settore giovanile, e guai a trascurare il settore giovanile. Non credo sia sufficiente oggi fare qualche allenamento individuale. Questi ragazzi e ragazzini, soprattutto nella fascia di addestramento, quindi dove questi ragazzi dovrebbero acquisire quelle basi che poi pian piano si riporteranno, e quella formazione, sperando di avere dei tecnici bravi che conoscono la materia, questi ragazzi si vedono rubati 2 anni. Quindi mi auguro e mi auspico che qualcuno cerchi e provi a trovare una soluzione, ovviamente, e lo sottolineo, nel rispetto della tutela della salute di tutti quanti, perché al primo posto deve esserci la salute. Però dobbiamo anche provare a fare qualche cosa, perché questi ragazzi oggi trovano veramente poco riscontro. Finisco salutando te, la tua trasmissione, tutti quelli che ti seguono. Un abbraccio virtuale a tutti gli amanti di questo sport, del calcio in generale, e speriamo magari di poter parlare più avanti di partite di calcio giocato, di emozioni, di sensazioni, di riscontri oggettivi. E rinnovo un saluto a tutti, buonasera. L'obiettivo attuale da parte di tutti i dilettanti è certamente quello di ritornare in campo il più presto possibile, però attenzione, si torna in campo con le doverose attenzioni. Sentiamo adesso il parere di un allenatore che in questo momento è anche senza panchina, Carlo Breve. Buonasera Ettore e buonasera a tutti gli sportivi siciliani. Si chiedeva un commento sulla riapertura dei campionati dilettantistici, soprattutto quelli lì regionali, quindi l'eccellenza, ed è doveroso innanzitutto augurare buon lavoro al nuovo presidente della Lega regionale, Sandro Morgana, che ritorna a guidare il calcio siciliano dopo qualche anno passato a fare il vicepresidente nazionale di Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Dilettanti. Sicuramente si parla di un uomo navigato, di una grandissima esperienza, grande integrità morale, gli faccio i miei più cordiali in bocca al lupo e di buon lavoro. Sono sicuro che
con mano ferma guiderà questo passaggio così difficile, questo momento così difficile per il calcio dilettantistico, tant'è che si incomincia a riparlare di ripartenza, soprattutto dei campionati di eccellenza. Ecco, che dire? Dire che sono dei campionati ormai quasi falsati da questa pandemia è dire poco. Tanti calciatori, tanti addetti ai lavori che fanno di questa professione un mestiere si sono trovati veramente in grandissima difficoltà, visti tanti mesi di blocco. Lo Stato ha aiutato qualcosina con questi indennizi mensili, ma sicuramente per chi ha famiglia e per chi vive di solo calcio è stata veramente dura. Speriamo che il presidente Morgana trovi la soluzione per far ripartire questi campionati di eccellenza insieme a tutti gli altri presidenti di Lega, e si ricomincia, si riparte in sicurezza, perché credo che la salute sia la cosa più importante e quindi le società dovranno essere molto attente in questo momento a salvaguardare più che i propri interessi, più che gli interessi societari, quelli dei ragazzi e degli addetti ai lavori, perché non si possono mandare allo sbando persone che sì, vivono di questo mestiere, ma hanno pure famiglia, e quindi è bene pensare prima di tutto alla salute. Sentivo parlare al presidente Morgana di una convenzione per questi tamponi settimanali. Sono sicuro che lui troverà la soluzione migliore per portare a compimento i campionati dilettantistici. Un abbraccio caloroso anche a Mario Tamà, che è stato nominato per l'ennesima volta vicepresidente in carica, un altro uomo di grandissima integrità morale, grande esperienza, e sicuramente insieme al presidente Morgana risolleveranno le sorti del calcio siciliano. Ecco. Quindi un augurio che si possa ripartire, nonostante tanti calciatori dell'eccellenza hanno chiaramente preferito andare in Serie D in questo periodo, perché stare fermi per tanti mesi è veramente difficile per tutti. Un in bocca al lupo a tutti, e ci auguriamo tutti quanti di rivederci sui campi di calcio, di rivedere in queste grandi piazze gloriose che meriterebbero sicuramente altre categorie, ma di ritornare a giocare e di conquistare sul campo le promozioni. Grazie Carlo, spero di vederti di presenza qui nei nostri studi per continuare soprattutto a parlare di calcio giocato. La nostra puntata si conclude qui, telespettatori di Penalty. Come vi avevo anticipato 7 giorni fa, la sigla finale è dedicata ancora una volta alla santa patrona di Catania, Sant'Agata. Abbiamo la sigla cantata da Rosario Di Stefano, e su queste belle note io mi congedo da voi e vi do appuntamento alla prossima settimana. Cittadini, cittadini, cittadini. A stanno non esce da tocca maredda, immagino un'unica come sei tu, che avrei in ginocchio da tua stanzicetta, come a voti prego io, tanti devoti che aspettano una festa, stanno tagliando verso la tua finestra, non senti un boom, non viro una gente, Catania non sa duma più niente. Non si sulla padrone Catania, per noi si nostra soro, Italium da faccia, da tua bibizza, io mi introno. Tu pa gente che aspetta sto giorno, sia speranza che tieni in cori, aspettiamo un altro anno, Catania non mori.
Catania non muore, Catania ti aspetta di una vita, ti aspetta per sempre. Mi manca da strada, piena di gente, mi mancano tutti i picciriti, milioni d'amici fino hanno sbattuti, s'accucciano forti vere natia, di voti cavucci che fazzoletti, facendo chianati a voti scennuti, c'è sempre chi d'un domenzo e che ho sperto, ma per giorno prea come siamo tutti davanti tutti, non si sola pagione Catania, che più altri si non sa solo ti dali un da faccia, a dobbi pizza e un mintono. Tu fa gente che aspetta sto giorno, sì, la speranza che te li togori, aspettiamo fino a ultimo anno, Catania, mori, non mori, non mori. Cittadini, tu non si suda, sei bucca fora, tu non mi viri, a senti risi, siamo tutti cosa cundo cori, siamo tutti devoti sì, non si suda pagione Catania, si na luce in lo scuro mia, tu ti cerca la malattia, in la cella o a mezza via, tu sei il nostro tesoro.